promesso di frequentare la giornata rimanendo aderente a un aspetto domestico del suono. E quindi con quello che ha a che fare con i risvegli notturni, in preparazione anche di un contributo che bisogna portare a una giornata come questa. E mi prefiggevo di sottolineare l'atmosfera del risveglio notturno in cui uno modifica la scaletta che si era preparato i giorni precedenti, perché in un qualche modo nel risveglio notturno è più in contatto con l'inermità, cioè col fatto che sentirsi gravati appunto dal sonno o da quello che si è sognato o anche dal vuoto in qualche modo, incamminandosi verso la cucina e decidendo dopo di andare di nuovo a letto oppure di rimanere svegli e mettere giù per iscritto qualcosa. La mia impressione è che nel corso del risveglio notturno non c'è un organo di senso prevalente. Potrei dire che uno camminando al buio dalla camera da letto in cucina ha l'impressione di avere le mani sui gomiti, come se sfiorando un armadio o una porta si accorgesse che sono i gomiti che gli danno l'indicazione in qualche modo per non farsi male o per non inciampare. E quindi volevo rimanere aderente a questa plurisensorialità concomitante che non ha ancora prestabilito delle gerarchie sonore o percettive alla luce delle quali di solito la vista fa da padrone in un certo senso e sicuramente poi anche l'udito, ecco, nel buio della notte. Ecco, questo pensiero, come dire, mi prefiggevo di non tradirlo, cioè che trovandomi in una situazione ufficiale e anche con un compito da svolgere, non volevo fare niente che dovesse distogliere le persone dal contatto che stabiliscono in quel momento con il mondo circostante, ecco, con quello che si ha intorno. E in questo, seguendo questo filone, mi sono trovato ad ascoltare il pezzo che adesso è stato suonato come se fosse un'induzione ad un ritmo via via sempre più incalzante in qualche modo e quindi che mi induceva ad assumere una qualche fretta, ecco, e quindi a muovermi in concomitanza dei suoni che avevo ricevuto. E sarei portato a suggerire che attraversiamo un periodo in cui anche la formazione nel campo psichiatrico, psicoterapeutico, anche psicoanalitico, avviene all'impronta della fretta e quindi di una accelerazione che è incompatibile con una vera assimilazione dell'esperienza e che può illudere i più giovani a dover far presto in qualche modo per
trasumere una teoria, una linea di pensiero, dei maestri in qualche modo che li guidino, che non favorisce o che interferisce oltre a un certo punto con lo stato d'animo, che invece predispone ad un ascolto profondo, paziente, che abbia familiarità appunto con il silenzio. Ecco, della fretta potrei dire che il mio pensiero va a due situazioni gruppali delle corti padane, diciamo, e quindi dell'ambiente veneto, che sono la fienagione, ecco, e il commercio, il magazzino di carbone. La fienagione si va su verso il Trevigiano, Coneglianese, Vittorio Veneto, per me. Il commercio va naturalmente verso la Serenissima e Venezia. E il fatto che il canto, alla fine di quelle attività gruppali, che fossero in campagna o che fossero in città, di solito le maestranze cantavano, ecco. Ed è questo l'elemento, come dire, che mi sembra che vada mantenuto e che possa essere ritrovato quando ci si incontra e si viene sollecitati in qualche modo ad azzerare esperienze precedenti e a sintonizzarsi anche tra persone che non si conoscono in una condizione di familiarità con i suoni. Ecco, se io dovessi dire di mio qualcosa in riferimento all'augurio che mi faccio, è che se si acquista una certa familiarità con il gruppo, non solo il gruppo ristretto dei colleghi, ma quello anche più allargato, ci si allena in un qualche modo a individuare degli obiettivi o delle mete in qualche modo che ci si possa augurare di raggiungere insieme. Ecco. La mia impressione è che una appunto di queste mete possa essere la capacità che diceva questa mattina il primo relatore di distribuire la propria attenzione in due modi oscillanti. Uno, mirando ad ascoltare il rumore di fondo del gruppo, e quindi qualcosa che ha più a che fare con un brusio, con una vibrazione. Se dovessi dirvi, per esempio, le grandi navi, quando dal bacino San Marco escono il porto, fuori dal porto, quando passano davanti al Lido, voi vedete un paese viaggiante illuminato di notte che fa un rumore non particolarmente evidente come suono, ma sentite il tremito del suono, cioè sentite che la massa d'acqua che sposta quella nave fa tremare le abitazioni che sono lungo Santa Maria e Elisabetta, praticamente, al Lido. Ecco, direi distribuire l'attenzione nel cogliere i rumori di fondo e al tempo stesso di cogliere l'elemento singolare di una voce o di uno strumento che prosegue il proprio, diremo, sentiero sonoro individualmente. Combinare insieme gruppalità e singolarità, badate, singolarità assoluta, cioè irrepetibile, ecco, è uno degli auguri che mi sentirei appunto di fare in riferimento al fatto che anche l'acquario musicale sia un allenamento a questa prassi, a questa pratica, all'esercizio che è stato sottolineato da molti relatori
gradualmente nel tempo a seconda della profondità dell'ascolto che si riesce a realizzare e che, come dire, suggerisce ai più giovani di non avere troppa fretta. Ecco, mi fermo qua.